Professore Sciumè, parliamo di questo convegno medico e i tumori del colon retto, che stiamo avendo un interessante dibattito che si è sviluppato. Allora, io devo ringraziare tutti i colleghi che sono venuti anche da fuori Sicilia, oltre a tutti i centri che si occupano di tumore del colon retto. Si parla quindi di PDTA, cioè percorso diagnostico terapeutico assistenziale, che deve essere il più standardizzato possibile in tutte le strutture. Abbiamo fatto una survey, cioè abbiamo individuato su 60 centri che si fa chirurgia del colon retto, 40 hanno risposto e abbiamo fatto 16 domande semplici che hanno risposto, e quindi siamo già arrivati al punto che dopo la direttiva assessoriale del 2021 il PDTA adesso è una realtà in cui vede coinvolti il cosiddetto GOM, cioè il gruppo oncologico multidisciplinare, in cui sono coinvolti oltre che i chirurghi, radioterapisti, oncologi, radiologi, anestesisti, endorostomisti, gastroenterologi, endoscopisti, psico-oncologa, che è di fondamentale importanza, e quindi in questo anatomopatologi con biologia molecolare, e quindi ogni volta ci prendiamo in carico un paziente, il gruppo multidisciplinare si riunisce e redige un verbale in cui si presenta sia al paziente che ai parenti, e quindi poi provvediamo all'intervento chirurgico se è necessario, o in base alla stadiazione possiamo fare la chemio e radioterapia neoadiuvante, che significa farla prima dell'intervento chirurgico, e poi eventualmente una terapia adiuvante, che significa farla dopo. Una novità importante è che ci sono i tumori del retto localmente avanzati non in fase metastatica, in cui, quando ci sono dal punto di vista della biologia molecolare, cioè della genetica, che hanno una cosa che si chiama instabilità dei microsatelliti, e allora si può fare una terapia biologica, quindi una terapia immunoterapia con un anticorpo monoclonale che si chiama dostarlimab, che si fa una fiala da 500 mg endovena ogni 3 settimane per 6 mesi, e quindi significa fare in totale 9 fiale. Ognuna fiala sì che costa 1.000 euro, però significa non evitare a questo paziente la chemio, la radio e la chirurgia, con una guarigione di questi 12 casi che hanno pubblicato al 100% di tutti e 12 casi, con un follow up, cioè con una monitorizzazione fino a 22 mesi, quindi non c'è ripresa di malattia. Devo ringraziare tutti i colleghi, principalmente il professore Corcione, che è uno scienziato a livello internazionale per quanto riguarda la chirurgia laparoscopica dei tumori del colon retto, che ha dato una svolta in tutto il panorama nazionale. I dati di Agrigento, lei enunciava, sono ottimi, eccellenti nel territorio siciliano. Diciamo che sono buoni, ma dobbiamo sempre migliorare, perché a livello nazionale ancora non siamo ai livelli di Trento, non siamo ai livelli del nord. Consideri che al nord c'è una adesione allo screening che supera il 50%, mentre purtroppo nelle isole nel sud non superiamo il 15%, anche se di tutte le province Agrigento è quella più virtuosa, ma non siamo ai livelli né dell'Italia, diciamo, centrale, né dell'Italia del nord, per cui tutto lo sforzo, e qua dobbiamo dare atto al direttore generale, al dottore Capodieci, al direttore sanitario, al dottore Elia, e al gruppo, diciamo, dell'osservatorio dello screening, che si sta dando una spinta notevole affinché il numero di adesioni cresca sempre di più in maniera, spero, esponenziale, fino ad arrivare a valori diciamo di quello della mammella, che siamo intorno al 62% a livello nazionale. Ecco, prevenire quanto è importante, diceva lei. Prevenire è di assoluta importanza, perché evitare di operare un paziente quando abbiamo una finestra che viene chiamata finestra di abolire la sequenza fatale adenoma-carcinoma, cioè da polipo diventare cancro. Quindi significa che noi in queste condizioni andiamo a
estirpare quel polipo che sicuramente a distanza di da 5 a 15 anni diventerà tumore maligno e quindi poi deve intervenire la chemioterapia, la radioterapia, la chirurgia e quant'altro con tutte le possibilità, con tutte le possibili complicanze inerenti alla tecnica. Dottore, i primi sintomi quali sono affinché un paziente deve fare appunto i primi controlli nelle farmacie attraverso il test delle feci? Allora, lo screening prevede gratuitamente la distribuzione della ricerca del sangue occulto nelle feci, quindi SOF, sangue occulto nelle feci, che qualora dovesse essere positivo, e allora si passa al secondo livello, cioè all'endoscopia. E se all'endoscopia ci sono delle lesioni si può passare al terzo livello, che può essere sia endoscopico o chirurgico, nel senso che si può attaccare la lesione per via endoscopica. Se questo non è possibile, allora interviene il chirurgo sempre all'inizio in via laparoscopica, cioè mini invasiva, e speriamo che quest'anno ci consegnano anche il robot. Una valutazione sui tumori del colon retto, questo convegno qui ad Agrigento che sta avendo un interessante dibattito medico. Sì, interessante perché per la prima volta, questa nella mia esperienza, si discute non tanto sulla malattia e sulle forme terapeutiche quanto su quello che devono essere il procedimento diagnostico-terapeutico dei pazienti affetti da queste neoplasie. Quindi è un modo per avanzare non tanto da un punto di vista squisitamente chirurgico, ma da un punto di vista professionale, e per un punto di vista professionale intendo anche oncologico, radiologico, endoscopico. Quindi verranno fuori tanti messaggi di innovazione che sicuramente faranno sì che questo percorso dei pazienti portatori di tumori colorettali sarà ancora più efficace e ancora più favorito da queste conoscenze. Come le unità ospedaliere sono pronte a questo PDTA? Sono già in funzione PDTA, chiaramente vanno perfezionati, stiamo discutendo proprio di questo, come andrebbero perfezionati, ma sicuramente è un punto fermo dell'organizzazione sanitaria italiana. È emerso un interessante dibattito sui modi di fare anestesia. L'anestesia non ancora, perché noi stiamo discutendo dal punto di vista diagnostico chirurgico, ma sicuramente ci sarà anche l'aspetto anestesiologico che sarà discusso. Senta, parliamo della prevenzione, ecco, si è puntato il punto sulla prevenzione, in particolare di spingere i giovani a fare gli screening. Certamente, perché oggi anche a 30 anni purtroppo si può avere un tumore colorettale e quindi la prima forma di prevenzione è quella di non dormire. Se uno vede una goccia di sangue, fa prima la coloscopia e poi dichiara che sono le emorroidi. Secondo, associarsi sempre di più all'invito delle ASL a fare gli screening, perché molte persone rifiutano, ci sono percentuali molto basse in Italia, e invece questo è sbagliatissimo, perché l'unica possibilità di prevenzione è proprio lo screening, sia con l'esame delle feci prima e sia con la coloscopia dopo. Ecco, lei parlava di questo limite dell'età di 69 anni, ha fatto anche un intervento in sala. Sì, perché per me lo screening andrebbe esteso in tutte le persone che hanno comunque buone capacità fisiche. È chiaro, pazienti di 85 anni non lo sottopongono allo stress se non c'è una motivazione, ma se una persona ha 70 anni e non 69, non vedo perché non debba essere sottoposta allo screening. Assolutamente l'argomento che è stato scelto dal professor Cimè è di grande interesse. Il PDTA del colon retto è quello che ci consente di poter garantire ai nostri pazienti che sono affetti da un tumore del colon e del retto un percorso diagnostico terapeutico che sia universale in tutte le parti d'Italia. E soltanto attraverso queste procedure, attraverso questi eventi possiamo garantire ai pazienti questo successo. Abbiamo visto che è importante, diciamo, la prevenzione, fare gli esami attraverso anche attraverso l'uso delle farmacie, delle feci, per poi, diciamo, iniziare l'iter. Sicuramente sì, lo screening del tumore del colon retto è fondamentale. Si tratta di uno screening di secondo livello, cioè quello di trovare le lesioni in uno stato molto precoce al fine di poter garantire il successo del trattamento successivo, che molto spesso è chirurgico. Ecco, che consigli dare a chi ha i primi sintomi magari? Io direi chi ha i primi sintomi, ma soprattutto anche chi non ha sintomi, ma comunque che si trova
in una famiglia in cui sono stati presenti delle neoplasie del colon retto nei genitori, negli zii o meno, di fare sicuramente il sangue occulto nelle feci. È un esame molto semplice, indolore, basta prendere una provetta che è in distribuzione gratuitamente attraverso i percorsi delle nostre ASP e quindi di eseguire l'esame stesso. Si puntava sui giovani, si parlava nel corso del dibattito di agevolare i giovani per fare appunto questi esami. Lo screening, come tutti gli screening, prevede un percorso ben preciso, cioè significa che sono pazienti tra i 50 e i 69 anni. Il nostro obiettivo è quello di estendere sia a popolazione più giovane, anche 45 anni, ma soprattutto anche ai più anziani. E questo ovviamente è tutto un problema che dobbiamo affrontare con le istituzioni a livello regionale e anche nazionale soprattutto. Oggi qui ad Agrigento un convegno sui tumori del colon nella PDTA. Ecco, è emerso un interessante dibattito, un primo bilancio di questa sessione di incontri che sono stati anche con altri colleghi. Bilancio estremamente positivo perché stiamo confrontando quelle che sono delle conoscenze che riguardano le varie branche che intervengono nel processo diagnostico terapeutico dei tumori del colon del retto, ed è un momento questo molto significativo perché ci consente di validare dei comportamenti, dei trattamenti che sono già previsti dalle linee guida e che devono necessariamente essere applicati in tutti i reparti che si occupano di chirurgia del colon, di chirurgia dei tumori del retto. Il PDTA quanto è importante oggi? Fondamentale. Un tempo la decisione era affidata soltanto al chirurgo. Oggi abbiamo dei risultati eccellenti se nella decisione sul tipo di trattamento, sul come condurre l'intervento chirurgico, su come trattare nel post-operatorio un paziente è molto più significativo, è molto più utile, è molto da maggiore garanzia di sopravvivenza se vengono rispettate le regole del percorso diagnostico terapeutico assistenziale. Emergono anche appelli importanti per la prevenzione. Assolutissimamente tutto il discorso sui cancri del colon e del retto, su tutti i tumori in genere, parte dalla prevenzione. Più la prevenzione è seguita e maggiori sono le possibilità di guarigione. Immagini che un tumore del colon, un tumore del retto, da quanto si inizia a formare a diventare un tumore evidente, impiega 15 anni, capisce bene che se noi nei primi 15 anni facciamo una colonoscopia, facciamo una ricerca del sangue occulto nelle feci come previsto dagli screening, chiaramente troveremo il tumore in una fase iniziale e questa è una fase in cui ci dà maggiori garanzie chiaramente di guarigione.